e aveva un brand americano chiamato Timberland. E arrivano da noi dicendo non abbiamo soldi, ok? Avevano, non so, diciamo 20.000 euro, l'equivalente erano dei franchi, ma di 20.000 euro dobbiamo fare conoscere questo brand. E con il nostro creativo, lavorando, abbiamo un'idea dicendo ma alla fine queste scarpe costano molto, ma hanno una resistenza incredibile e permettono di avere le stesse scarpe per i 20 prossimi anni. Sono così solidi, è vero, veramente io ho ancora dei Timberland dell'epoca, dunque che sono come nuovi, ok? Materiale incredibile, un costo molto alto, ma materiale incredibile. E parlando con Sima, chi ha bisogno di avere delle scarpe che durano molto? In tutti i tempi. E uno di noi, non mi ricordo chi, non sono stato io, un creativo, non so, dice, ma quelli che hanno bisogno di scarpe calde che possono resistere in tutti i tempi sono quelli che vivono sotto i ponti. E noi diciamo, ma guarda, siamo nel lusso, c'è una provocazione, c'è qualcosa di interessante. E ci mettiamo a cercare un clochard che potrebbe prendere questo e portare il messaggio. E abbiamo trovato un signore che si chiamava Petit Louis, che era un clochard molto conosciuto a Saint-Germain-des-Prés, che è a Parigi, aveva una faccia incredibile, sai, era simpatico e dunque mi ricordo vado con il creativo a incontrarlo dicendo abbiamo un'idea, non so se ti può piacere, evidentemente ti paghiamo e la cosa è che ti piace l'idea, avevamo fatto un disegno dove lui diceva io so il valore delle cose che durano, perché ne ho bisogno. Bellissimo. E abbiamo fatto una campagna pazzesca, incredibile. Fantastico. Abbiamo fatto un annuncio nel Figaro, mi sembra, perché la clientela, di nuovo, a chi parlavamo, erano persone che potevano mettere 300 euro in un paio di scarpe, non è Chiaro. che, ok. E è stato una follia assoluta. Immediatamente avevamo organizzato tutto il lavoro di relazione pubbliche, avevamo un agente di relazione pubbliche che ha lavorato, che ha mandato a tutti i giornalisti, eccetera. Durante settimane lui è stato intervistato dalle TV, ma anche TV europee, evidentemente giornalisti, radio, eccetera. È diventato una star, Petit Louis di Timberland. Le scarpe in una settimana non c'erano più, Pazzesco. sold out, eccetera, e abbiamo lanciato con 20.000 euro questa campagna. Dunque il potere della comunicazione. E all'epoca non c'erano i social media. Dunque pensi Infatti, oggi con i social media la potenza che puoi Sarebbe stato fare. virale. Esattamente, sicuramente. immediatamente.